Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale di Macchie Viaggi Ti Fai e oggi sono in compagnia di Clyde Wolf e siamo sulla ciclabile che da Porto Viro arriva fino a Pila, giusto? A Pila. Siamo sulla sinistra del Po. Sinistra del Po. E niente, venite con noi in questo giro. Ok, da Porto Viro siamo passati a Porto Tolle. Fino a una decina, anche 15 anni fa, Sì? quando c'era il ponte che ce la viviamo là avanti, Ah. poi c'era il traghetto Ah, c'era un traghetto qua. che ci portava a Porto Tolle, collegava Cavenier con Porto Tolle. È quasi un peccato che abbiano tolto il traghetto, o no? Era figo il traghetto. E là abbiamo il ponte invece che adesso attuale, in fondo, un paio di chilometri. È ciclabile il ponte o ci passano le macchine? È tutto. Tutto? Cioè la sede separata o è tutto insieme? Questo non me lo ricordo. Ah, non te lo ricordo, vabbè dopo lo scopriamo. No, ma passiamo sotto. Passiamo sotto. Quello là che si vede in fondo è il Po di Venezia. Go, go, go! Vai! Pedala! Abbiamo anche uno sponsor della Bike Night. Bike Night. Dove arriva la Bike Night? Ferrara Volano. Ferrara Volano. Spiaggia Volano. Spiaggia Volano. Pila, siamo arrivati a Pila. Ecco là il mostro. Pila è quello là, come dice Claudio, Cammino della centrale. è il mostro, il cammino della centrale elettrica abbandonata, che dovrebbero fare un parco turistico, avevo letto, avevo sentito. Villaggio turistico. Villaggio turistico. Qua sopra parlano di un ristorante, Sì? dicono. Ma hanno iniziato a fare qualcosa? No. Smantellamento. Ah, Stanno smantellando. stanno smantellando. Villaggio pescatori, porto, mercato ittico, Pila, centro. Dove andiamo? Dritti. Dritto. Andiamo al villaggio dei pescatori. Questo è il villaggio dei pescatori. Un traghetto con quella nave là? Sì? Dove ti porta? Dove? Boh. Non Farà si il sa. giro qua delle Ah. isole, degli scani, magari portano fuori al faro. Vedi qua in fondo è il faro della Pila. Sì. Dopo magari fanno anche Scano Boa, che di là, oppure risalgono qua. Poi avanti abbiamo Scano Boa, Scano Cavallari? La No. Sacca del Canarin, con rifugio Canarin. Poi fanno un ottimo fritto, una bella location. Sì. Cioè, andremo a mangiare allora. È un posto un po' d'elite. Sì. Qua abbiamo il rifugio. Il Canarim, forse l'ho sentito, sai, da Borghese, 4 Sì, ristoranti, sì, hanno fatto la puntata. con Borghese. Qua invece dove metto giù la canoa, anzi dove metteremo giù la canoa, Metteremo giù la canoa. che lascio la macchina qua da Natale. Sì. Natale, adesso mi sto battendo qua. E qua vicino c'è un piccolo scivolo, metto giù la canoa e si va a vedere le case allagate. Sì. Sono in mezzo e dopo si va al faro della Pila. E dopo ci sono delle spiagge lì, c'è qualcosa. Poi c'è Sì. Scano Punta Canon, qua dove metto giù la Ah. kayak. In mezzo a sta paesana lì. Qua il Po di Venezia e Busa di Tramontana. Bene, io direi che è arrivato il momento di mangiare un panino. Sì. E anche la E birassa. anche una birassa. Ciao. Siamo arrivati a Pila, adesso una bella birrettina. È speciale. Paninazzo. Con il paninazzo, con la coppa pancettata. Sarebbe la pancetta coppata. Con la coppa pancettata. E qua la gravel si diverte, esatto. E qua un po' un paradiso perché poegge,
animali, anatre. I fenicotteri? No, fenicotteri Qua niente. Però può essere. Arrivati al porto di Pila. Di nuovo ghiaione. Da Casugliani verso Boccasette, su questa stradina chiusa al traffico per lavori, chissà se... No, è proprio chiusa e basta. Adesso è stato un ponte da 3 anni che Ah, già 3 anni, beh, non la apro mica più. Fine. Ecco, siamo arrivati qua all'idrovora Casugliani. Come potete vedere ci sono solo campagna, uccelli, crocai. crocai, cornacchie, quello che è, e basta. Però è suggestivo. Barino. Sto facendo il video, eh? 45esimo parallelo. E dalla spiaggia di Boccasette arriviamo al ponte di Barche. È il ponte de Barche. Ponte di barche. Là il casone che avevamo passato prima. Ah, il casone, sì. E adesso andiamo di qua. Sì. Un percorso d'anello là. Uno sterrattino, andiamo in Pantanara. In Pantanara. Pantanara, perché è un luogo, c'è un angolo, quando piove, che è proprio Paltan. Che è Pantano, diventa È una... Pantanara, cosiddetta dei cacciatori, Sì. perché è tutta Malta. Bene, e dopo arriviamo di nuovo a Porto Viro. Andiamo sulla strada buona e continuiamo per Porto Levante. Ah, Porto Levante, sì. E noi, la nostra meta è quei 2 silos là in fondo. Ho visto. Sono i silos dell'ex zuccherificio di Porto Viro. Ok, va bene. Sotto pedalare? Vai! Vai! Waka waka! Vai! Clyde, go! Ui. Siamo alla Pantanara. Pedala, pedala! Pedala, dai che andiamo! Amo che sprint!
Ok ragazzi, il nostro giro si conclude qua a Porto Viro dove hanno lasciato la macchina. Bel giro ad anello di circa 70 km e ve lo consigliamo, vero Clyde? Sì. E anche qualche fermatina in giro bella. Sì, 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 sì. Noi l'abbiamo fatto di corsa, però qualche posto dove fermarsi c'era. Mangiare, bere ci sono. Esatto. Va bene ragazzi, prossima volta. Va bene ragazzi, qui si conclude il video, alla prossima avventura.